In tribunale a Venezia, davanti al GIP Massimo Vicinanza, si è celebrata stamani l'udienza preliminare per il rinvio a giudizio di Antonio Ascione, 44 anni, di Torre del Greco, reo confesso dell'assassinio dell'ex moglie Mariarca Mennella, che accoltellò a morte il 23 luglio dello scorso anno nell'abitazione della donna a Musile di Piave. L'imputato ha fatto richiesta attraverso il suo legale Giorgio Pietramala di essere giudicato con rito abbreviato e ha anticipato che prima della discussione renderà l'interrogatorio davanti al giudice. Antonio Ascione, pur presente in aula, non ha proferito parola. I capi di imputazione a suo carico sono pesanti. Il PM Raffaele Incardona contesta ad Ascione, detenuto nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore, il reato di omicidio con diverse aggravanti, per avere commesso il fatto per futili motivi, la gelosia, per aver agito con premeditazione dopo aver reiteratamente minacciato di morte la moglie, per avere perpetrato il crimine contro il proprio coniuge e madre dei suoi figli e quindi aggravato dal vincolo di parentela, per aver aggredito la moglie nelle prime ore del mattino quando era ancora distesa a letto e incapace di opporre un'adeguata difesa. Non solo, Ascione dovrà rispondere anche di minacce aggravate. Fondamentale per le indagini l'acquisizione di alcuni messaggi WhatsApp che la figlia di Mariarca aveva scambiato pochi giorni prima del delitto col padre, da cui emerge che l'uomo aveva minacciato di morte l'ex moglie con un coltello, circostanza cruciale per contestare ad Ascione la premeditazione e l'ulteriore reato di minacce aggravate. L'udienza è stata rinviata il prossimo 27 settembre alle 15, sempre in tribunale a Venezia.